Bene, buonasera e benvenuti alla seconda serata della 16ª edizione della Settimana Sociale Diocesana. Il benvenuto è da parte di tutto il gruppo di lavoro preposto alla realizzazione della Settimana Sociale Diocesana, che vede la collaborazione con l'Ufficio della Pastorale Sociale di ACLI, Movimento dei Focolari, il settimanale diocesano L'Azione, l'Azione Cattolica, che in questo momento rappresento, e da un paio d'anni anche l'Istituto Diocesano Beato Toniolo. Fu proprio Giuseppe Toniolo, nativo trevisano e sepolto a Pieve di Soligo, l'ideatore delle settimane sociali nazionali. Il nostro lavoro esprime il desiderio di essere eredi all'altezza della nostra storia cattolica, continuando ad offrire luoghi e tempi di un confronto sociale e politico aperto, naturalmente anche ai non cattolici, e partendo dal prezioso contributo della dottrina sociale della Chiesa che pone al centro la persona e il bene comune. Le 15 edizioni precedenti delle settimane sociali diocesane hanno aperto proficue riflessioni su diversi temi, dalla democrazia al lavoro, dall'ecologia all'economia, dall'Europa alla giustizia. Quest'anno il titolo, Il nome del popolo, quale popolo, indica la scelta di un tema molto coinvolgente, dove il termine popolo è l'elemento trasversale delle diverse serate. Con la prima serata di lunedì a Fontanelle abbiamo cercato di focalizzare l'attenzione sulla formazione della coscienza del popolo, in particolare in relazione alle tecniche comunicative e agli aspetti dell'informazione, dove abbiamo cercato di individuare quel confine tra la legittima e doverosa formazione e la subdola manipolazione che persegue interessi limitati e fuorvianti. Si sono messi in evidenza quelli che possono essere gli antidoti alla diffusione di cattive notizie e di false notizie, come per esempio il far crescere l'humus culturale di riferimento, il controllo delle fonti, la formazione del controflusso che svela l'infondatezza e la falsità di certe notizie, fake news, il dare visibilità alle good news, il sostenere progetti di media education, l'abitare i social con consapevolezza e mitezza, rifuggendo il cattivismo e, diciamo noi, abbandonando le parole ostili. In definitiva, non separare mai l'informazione dall'etica, ossia dal rispetto della persona e della sua dignità. E, volendo citare il presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno, favorire un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e rispettino le regole del vivere comune, anche nell'ambiente digitale, della comunicazione, nell'ambiente politico e sociale. Prima di dare l'avvio alla serata, vogliamo dare la parola al nostro vescovo Corrado Pizziolo, che di anno in anno, da quando è venuto qui fra noi, è sempre stato al nostro fianco durante queste settimane sociali e lo ringraziamo per la sua presenza anche stasera. Buonasera a tutti, anzitutto buonasera ai nostri due relatori, dottor Tarquinio, ben arrivato, dottor Pombeni altrettanto, grazie della vostra disponibilità e accoglienza, grazie a voi tutti che siete qui presenti, accogliendo anche quest'anno la proposta che gli organizzatori della 16ª settimana sociale hanno avanzato, un tema, come dicevo anche lunedì sera, un tema quanto mai attuale. Il Presidente dell'Azione Cattolica lo ricordava, e ricordavo lunedì che
tante volte in questi ultimi tempi si sente nominare il popolo, e io credo che tutti abbiano l'ambizione, credo che dobbiamo dare atto senza pregiudizi che si voglia fare il bene del popolo. Credo che nessuno dei governanti presenti, passati e futuri, se si domandasse: tu vuoi fare il bene del popolo o vuoi fare il male del popolo? Tutti risponderebbero il bene del popolo, ovvio. E prendiamone atto, non dobbiamo partire da un pregiudizio negativo. Ecco, ciò che fa la distinzione, cioè fa la differenza, è quale popolo e quale bene per questo popolo. Scrivevo io un articolo che mi è stato domandato per Treviso Oggi, mi pare, era Treviso Oggi? Oggi Treviso. Sì. Oggi Treviso. Che secondo me il populismo, popolare e populismo, popolare ha a che fare con qualcosa di oggettivo. È popolare una musica, popolare un linguaggio, popolare una tradizione, qualcosa che si tocca, si vede, in qualche modo si confronta. Mentre populistico, che deriva dal populismo, è qualcosa di soggettivo, ha a che fare con una convinzione, con la convinzione di qualcuno, che può essere un singolo, che può essere un gruppo o un partito, di conoscere, interpretare e realizzare il bene del popolo. Però questa convinzione appunto può essere giusta, ma può essere anche sbagliata. E molto spesso dove si fonda questa convinzione di interpretare, discernere e realizzare il bene del popolo? O si forma o su un carisma personale che riesce in qualche modo a contattare gli altri. Mi viene in mente Juan Perón. Juan Perón è populista per eccellenza, per del secolo scorso. Era un uomo carismatico, bisogna dire, che sapeva interpretare, intercettava e dava la convinzione di saper discernere il bene del popolo. Però lui tra l'altro ammirava profondamente Mussolini, un altro uomo per certi aspetti populista, che pensava di interpretare il bene del popolo. Però il guaio di questi non è che un populista sia necessariamente cattivo, anzi può essere una buonissima persona, però molto spesso questo modo di interpretare il popolo è una condizione, è una convinzione soggettiva sua che non misura con nessuno, con le conseguenze che poi molto spesso si sono viste, sia nel caso di Perón sia nel caso di Mussolini. Probabilmente, ecco, avevo trovato una frase del Papa molto interessante, diceva: il populismo rispetto alla realtà popolare è questo, che non ascolta nessuno, va avanti, però chiudendosi, ecco, e partendo da un'idea di popolo che si è creata senza ascoltare realmente il popolo. Ecco, credo che questo ci possa anche, non è che sia una definizione scientifica, ho guardato, non ci sono tante definizioni precise sul populismo, è un termine ancora abbastanza vago, uno dice una cosa, uno dice un'altra, però sarebbe interessante capire un pochettino meglio, capire anche quali sono le radici di un agire populistico, perché ho l'impressione ne abbiamo a che fare, perché oggi per certi aspetti va a ondate, e oggi è una di queste in cui questo tipo di populismo, probabilmente anche per un'insoddisfazione che la gente avverte nel modo di agire della politica, oggi va un pochettino per le maggiori. Non sempre è foriero di ottimi risultati, potrebbe anche esserlo, ma potrebbe anche più facilmente non esserlo. Grazie allora di quello che ci direte, che potrà un po' illuminarci anche su questi interrogativi. Bene, ringraziamo il Vescovo. Affidiamo la conduzione di questa serata, intervista, a Don Alessio Magoga, in qualità di direttore del settimanale diocesano L'Azione, che ci introdurrà al tema popolarismo, populismo, sovranismo, e ci presenterà gli ospiti qui presenti, il professor Paolo Pombeni,
e il dottor Marco Tarquinio, che ringraziamo. Buon ascolto. Buonasera. Allora, io cercherò di parlare il meno possibile e vorremmo gestire un po' così questa serata. Rivolgerò delle domande ai due ospiti che adesso presento e poi lasceremo uno spazio alla fine della serata per un po' di interventi anche da parte vostra, con questa, come potremmo dire, indicazione, questa norma che dovrà assolutamente essere rispettata, vale a dire degli interventi brevi, sui 3 minuti massimo, che devono anche portare a una domanda. Ecco, lo dico da ora, che così ci orientiamo, insomma, a interventi che siano brevi alla fine dell'intervento dei due ospiti. Allora li presento molto molto brevemente, perché dopo ascolteremo le cose che hanno da suggerirci, da dirci. Innanzitutto alla mia destra Paolo Pombeni, attualmente professore emerito presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, e tra i suoi principali campi di ricerca ci sono quelli relativi alla storia politica del XIX e XX secolo in Europa, quindi la questione della dimensione politica non soltanto del contesto italiano ma anche europeo. Il curriculum è molto denso e molto ampio, mi piace però sottolineare il contributo che ha portato per l'edizione critica degli scritti e i discorsi politici di Alcide De Gasperi. È nato a Bolzano, il professor Pombeni ha vissuto tanti anni in Trentino, quindi ha una conoscenza, un legame particolarmente significativo con questa figura così importante della politica italiana. Numerose le sue pubblicazioni, i suoi interventi sulla stampa, scrive spesso per i giornali ma anche per l'Agensir, un'agenzia di stampa di informazione religiosa, ed è famoso perché appena si chiede un intervento risponde in tempi brevissimi. Io ho potuto sperimentarlo direttamente anche per quanto riguarda l'azione. Grazie di essere qui. E poi, sempre alla mia destra, Marco Tarquinio, giornalista, professionista, direttore di Avvenire, il noto quotidiano di ispirazione cattolica. Questa sera sono a vostra disposizione, le avrete visti entrando, sono a disposizione delle copie assolutamente gratuite, quindi siete invitati a prenderle e a leggere personalmente i contributi che trovate su questo numero. Nato a Foligno ma residente ad Assisi, è stato anche capo scout, se non sbaglio, della Gesci, corrisponde, sì, e ha collaborato prima di entrare nella grande famiglia dell'Avvenire in varie testate giornalistiche come La Voce, il Corriere dell'Umbria, La Gazzetta e Il Tempo. Dal 2009 appunto è direttore dell'Avvenire ed è succeduto a Dino Boffo. Ecco, questa è una breve presentazione, grazie davvero per essere qui con noi questa sera, facendo slalom tra i vostri impegni. Vengo subito alla prima domanda che propongo al professor Pombeni. La tavola rotonda di questa sera tocca 3 parole chiave: popolarismo, populismo, sovranismo. Ecco, vorremmo un po' chiederle, professore, in definitiva di che cosa si tratta? Sono categorie generalistiche utilizzate in vari contesti senza un preciso contenuto, oppure indicano qualcosa di significativo? Ci aiuti un po' a capire il senso di questi termini, la loro origine, per quello che si può in una serata come questa e in tempi che siano appunto umani per quanto riguarda l'ascolto. Grazie. Grazie a voi, grazie dell'invito. Allora, partiamo dalla parola che è all'origine sia del popolarismo che del populismo, cioè il termine popolo. Voi sapete, il termine popolo ha 2 accezioni. Uno è che allora, il termine popolo ha 2 accezioni, è molto importante tenere questo, perché come vedrete questo spiega poi le differenze fra populismo e popolarismo. Allora, che esista, diciamo, che si possa definire popolo ciò che sta dentro una comunità politica è un termine che risale ancora all'età romana, all'età greca, no? Certo, nell'età greca c'è il demos, da cui è democrazia, nell'età romana c'è il populus, voi ricorderete il simbolo senatus populusque romanus, no? Bene, cosa intendiamo noi con popolo in genere? Noi con popolo intendiamo 2 cose un pelo diverse. Da un lato tendiamo a
a dire che il popolo è il complesso dei soggetti che stanno dentro una determinata comunità politica. Il complesso indistinto, dove stanno dentro tutti. In questo senso il termine popolo si contrappone all'idea che la comunità politica sia fatta per esempio dalle classi. Quando Sturzo in Italia fa il Partito Popolare, ma cose simili vengono fatte anche in Germania, in Francia, in altri paesi, la polemica è con il socialismo, che almeno inizialmente aveva invece questa idea classista, cioè la comunità politica è fatta dai lavoratori. Poi questa cosa è andata come dire, perdendo di senso, e anche le forze che si ispiravano diciamo così, alle varie correnti di ideologia socialista, poi in realtà sono andate verso questa idea del popolo rispetto alla classe. Qui, insomma, io sono un vecchio professore, vi faccio un esempio divertente. Se voi prendete la differenza fra il canto dell'Internazionale, che dice compagni avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori, e Bandiera Rossa che dice avanti popolo alla riscossa, quindi i lavoratori sono diventati il popolo, no? La famosa svolta del Partito Socialdemocratico tedesco a Bad Godesberg nel 1959 è quando il Partito Socialdemocratico tedesco decide, per fare concorrenza al Partito Cristiano Sociale, la CDU, di definirsi un Volkspartei, cioè un partito popolare, non più un partito di classe. Quindi questa idea, il popolo è la generalità, poi vedremo i problemi che questo comporta. L'altra idea di popolo è l'idea che il popolo sia quello che rappresenta, diciamo così, un livello, come potremmo dire, non voglio dire rozzo, ma insomma elementare delle cose, no? Quando voi dite questa è una cosa popolare, in genere in rapporto a che cosa? Una cosa colta, no? So, questa è musica popolare, questa è musica colta, musica classica, no? Questa è poesia popolare, mettiamo in dialetto, questa invece è poesia colta, no? L'idea che appunto ci sia questa spaccatura, no? Sono costumi popolari, no? Sono costumi delle classi colte. E questo è molto importante perché è qui che si caccia quella che oggi sta tornando fuori, la spaccatura fra popolo e, come si usa dire adesso, elite. Adesso poi vedremo. Quindi questi sono i due archetipi con i quali ci si finisce per misurare. Questi due archetipi hanno due problemi al loro interno. L'archetipo del popolo come la soggettività generale è quello di capire che appunto il popolo non è, come si dice, una cosa che si mangia, cioè non è una cosa che esiste in natura. Il popolo è una cosa che viene costruita. Il popolo è una rappresentazione. La democrazia si dice, come voi sapete, che è un sistema a base rappresentativa. Adesso questo termine viene svalutato, ma in realtà questo termine è un termine molto pregnante, perché nella parola rappresentativo non c'è soltanto l'immagine dell'avvocato, quello che rappresenta il suo cliente e che quindi più o meno tendenzialmente fa gli interessi del suo cliente e basta, e non fa gli interessi di altri. Nel termine rappresentativo c'è anche il termine rappresentazione, cioè il mettere in scena, il far vivere. Allora guardate, per capire questo voi dovete avere in mente l'immagine dell'attore. Quando l'attore interpreta un personaggio, il personaggio non esisterebbe senza l'attore, ma il personaggio non è più l'attore, il personaggio è una cosa diversa. L'attore si è spogliato di se stesso, pur dandogli forma, e ha creato una cosa diversa. Il popolo, in senso forte, è questo. Il popolo è ciò che attraverso il complesso del sistema costituzionale liberale viene ad esistere, viene ad essere rappresentato. Non da una cosa sola, cioè non solo dal Parlamento, da tutta la struttura complessa della Costituzione, quindi dal Parlamento, dai partiti, dalle formazioni sociali,
dalla vita concreta, dal dibattito. Il popolo è questa cosa qua. Il popolo è questa cosa. Ed essendo questa cosa qua, il popolo è una cosa che non può mai essere definita una volta per tutte. È una cosa che va alimentata, no? Come il personaggio dell'attore. Se l'attore si stufa di mettere in scena quel personaggio non esisterà più. Perché esiste quel personaggio, avete bisogno che ci sia un attore che costantemente lo fa vivere, no? Se Zingaretti non fa vivere Montalbano, il commissario Montalbano cessa di esistere domani mattina. Bene, il sistema costituzionale va in questa direzione, ma naturalmente il sistema costituzionale a questo punto si scontra con quell'altro versante che abbiamo appena ricordato, no? Il versante della frattura fra il popolo e le cosiddette élite, cioè l'idea che ci sia una parte della popolazione che non è veramente all'altezza, diciamo così, mentre c'è una parte di questo complesso che è, come dire, un po' più all'altezza degli altri, o anche molto più all'altezza degli altri, e che quindi avrebbe il diritto di essere lei a dire al popolo che cosa il popolo deve fare. Ma qui arriva il problema della crisi. Perché naturalmente è sempre possibile che qualcuno dica: ma chi ha detto che queste elite rappresentano veramente il popolo? Non è vero. Queste elite non rappresentano il popolo, rappresentano se stesse, abusano di questa rappresentanza. Anche qui è una polemica vecchissima nella storia d'Italia. La storia d'Italia è nata, la storia d'Italia unita è nata sulla spaccatura fra il cosiddetto paese legale e paese reale, una spaccatura alla quale i cattolici hanno dato un contributo, devo dire, non sempre glorioso, perché è stato usato insomma anche in maniera che era meglio che non lo usassero così, perché bisogna essere oggettivi quando si guarda la storia. Ma insomma, c'è sempre stata questa idea che qualcuno possa tradire il popolo, ma nel momento in cui voi introducete questa idea, voi introducete immediatamente l'idea del e allora chi ha diritto a parlare per il popolo? Dato che il popolo non esiste. Viene, come possiamo dire, per usare la metafora che abbiamo usato prima, l'idea che non è detto che sia Zingaretti quello che mette in scena Montalbano, possiamo trovare un altro attore che lo mette in scena magari meglio e dice no, guarda, il Montalbano che viene rappresentato da Zingaretti non è così bello, l'attore Pierino lo fa molto meglio, è quello il vero Montalbano, no? E questo funziona anche col discorso del popolo, no? Cioè, c'è qualcuno che dice no, il vero popolo, so io chi è il vero popolo. Nella teoria greca classica questa si chiamava la demagogia, adesso non si usa più questo termine purtroppo, mentre la sostanza del termine è tornata terribilmente in voga. E la demagogia è esattamente questo: persone che si mettono alla testa del popolo autoproclamandosi popolo, no? Senza nessun tipo di meccanismo che realmente li autorizzi a fare questa cosa. Allora, naturalmente i demagoghi non sono scemi. Come fanno i demagoghi per bypassare questa obiezione? Dicono, no, perché siccome il popolo non esiste, a rappresentarlo sarà la maggioranza. Guardate, questo è il ritorno del totalitarismo. Noi abbiamo un'immagine parziale del totalitarismo, perché pensiamo al totalitarismo nel senso della dittatura che impone ai cittadini di comportarsi tutti in una certa stessa maniera. Ma l'origine del termine non deriva da quello. L'origine del termine deriva dallo sfruttamento della famosa formula latina della pars pro toto, la parte per il tutto. Cioè, il fascismo che ha inventato questa cosa dice? Perché noi possiamo rappresentare il popolo che siamo solo una parte? Perché siamo la parte per il tutto, siamo la parte che è autorizzata a rappresentare questo. Quelli che non sono dentro questo sono una parte che non ha diritto, no?
se volessimo andare nella vecchia teoria medievale, siamo la major et senior pars, no? Siamo non solo la parte maggioritaria, ma la parte più sana, l'altra è una parte non sana e quindi non ha diritto alla rappresentanza. Guardate che è una cosa che sta tornando terribilmente in auge in questo momento in tutti i sistemi costituzionali dell'Occidente, dall'America a noi, Cioè, alcuni dicono, noi rappresentiamo la maggioranza e quindi io parlo per il popolo, no? Che è il contrario ovviamente del costituzionalismo liberale classico, il quale è un sistema fondato sui diritti anche delle minoranze, cioè non puoi mai parlare per il popolo sulla base della maggioranza, devi parlare per il popolo come mediatore fra la maggioranza e la minoranza. Ecco, questo è il problema di fronte al quale ci troviamo, e quindi questo è il problema storico che ha da un lato generato il discorso del popolarismo, cioè il problema è rappresentare l'unità della nazione, la totalità della nazione, rispettandola nelle sue componenti, avendone un'idea pluralistica, non avendone un'idea. E l'altro è il populismo, che è l'idea di dire in nome del popolo, una parte del popolo avrà diritto ad assumere questo appello, che è l'appello fondamentale, perché tutto il costituzionalismo occidentale è basato sull'assioma la sovranità appartiene al popolo, articolo 1 della nostra Costituzione. Poi siccome i nostri costituzionalisti i nostri padri costituenti erano delle persone che sapevano quello che dicevano, ci hanno attaccato questo pezzo che nessuno legge mai, la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione, che vuole esattamente dire questo: la sovranità funziona in quanto c'è una Costituzione che riconosce questo pluralismo sociale, che dà spazio a questo e che mette in atto le strutture per farlo. E il populismo, questa seconda parte la taglia. Poi, e qui mi taccio perché non voglio approfittare, è stato sollevato il tema del sovranismo. Allora, il tema del sovranismo invece è un falso concetto. Mentre questo problema del popolarismo, populismo, eccetera, eccetera, ha un fondamento reale, perché non puoi avere una comunità politica se non hai questa cosa che si chiama popolo. E voi sapete che questo, torneremo quando ne parleremo dell'Europa, questo è uno dei problemi dell'Europa Unita. L'Europa Unita non ha demos, l'Europa Unita non ha popolo, e quindi naturalmente ogni volta che l'Europa Unita parla, quelle rare volte che riesce a parlare con una voce unanime, si dice: ma in nome di cosa parli? Se volessi fare un po' di sceneggiata, potrei citarvi qualche giudizio della Corte Costituzionale tedesca a questo proposito. Invece il termine sovranismo non ha nessun senso, perché il termine sovranismo è ogni Stato è indipendente e fa quel cavolo che vuole. Allora guardate, questo è da un lato la scoperta dell'acqua calda, se lo portiamo all'estrema conseguenza, dall'altro lato una falsità totale. Cioè è ovvio che una realtà che esiste come soggetto individuale all'interno del sistema internazionale è un soggetto di tipo sovrano. Se non fosse un soggetto di tipo sovrano non potrebbe parlare. L'idea che la sovranità sia una specie di diritto di fare quel cavolo che si vuole è una cosa che non è mai esistita nella storia, perché qualsiasi sovranità si esercita in rapporto ad altre sovranità e in contemperamento con quello che viene fuori dalle altre sovranità, a meno che voi non abbiate un'idea che si possa vivere in un regime di guerra permanente. Perché l'alternativa è questa, cioè allora ciascuno vive per conto suo e il suo fine è quello di fare guerra a tutti gli altri, no? E che sarebbe un regresso storico non indifferente. Voglio dire, ci abbiamo messo qualche tonnellata di morti in 2 guerre mondiali per capire che questo sistema così non funziona. E quindi il sovranismo oggi che cos'è? È semplicemente uno slogan, permettetemi di dire onestamente il mio pensiero, uno slogan sbagliato, con l'idea che siamo tutti vittime di un complotto universale
degli altri che vogliono portarci via la nostra merenda e che l'unico sistema per salvare la nostra merenda sia quello di sdraiarsi sopra la merenda. Dopodiché, sdraiandosi sopra la merenda non si mangia e secondo me non si difende neanche, perché dopo diventa anche immangiabile nel momento in cui noi ci siamo alzati. Perdonate questi esempi da vecchio professore. Quindi il sovranismo purtroppo è invece una cosa evanescente e assolutamente indifendibile e inspiegabile. È una di queste parole come quelle che si usano quando ai bambini dice se sei cattivo vieni il babau, no? Cos'è il babau? Niente, è una cosa per suscitare nel bambino un po' di paura, per cui insomma si spera che il bambino, finché non scopre che il babau non esiste, ti venga dietro. Il sovranismo è la stessa cosa, è l'uso di una paura vaga. Ci sono tutti lì fuori che cercano di fregarci la merenda, ma adesso se noi ci mettiamo tutti a cerchio e a testuggine, no, adesso sapete che se perfino rivangata questa immagine del sistema bellico romano, ci difenderemo. Non è così. Grazie. Grazie, professor Pombeni. Ringrazio il professor Pombeni per questa prima risposta, ci ha dato come potremmo dire, una lettura complessiva di queste categorie, no? Prendendo un percorso anche, un approccio storico, ma anche direi quasi strutturale di questi concetti. Poi se c'è qualche domanda anche su questo primo intervento ci sarà lo spazio dopo, come accennavo all'inizio. Ecco, al direttore di Avvenire, Marco Tarquini, invece chiederei di provare a contestualizzare questi tre termini, e quindi l'operazione è un po' più impegnativa anche questa, forse un po' più spinosa, perché inviterei a provare a riflettere sul significato di questi tre termini nell'attuale contesto politico italiano. Come mai di questi termini, in modo particolare di populismo e sovranismo, si torna a parlare in modo così forte in quello che è il nostro panorama politico? Grazie Don Alessio. Buonasera, ben trovati, saluto il Vescovo Corrado, tutti voi, la Presidente Bicicchetto, il grande professor Pombeni. Domanda spinosa. A me con una battuta verrebbe da dire che il popolo siamo noi, con tutte le nostre differenze, i populisti sono loro, cioè quelli che ci vogliono usare, quelli che ci interpretano, che non rappresentano ciò che siamo, ma interpretano una parte e la trasformano nel tutto. Ecco il rischio della stagione in cui ci troviamo. Tutti gli ismi sono pericolosi e diventano, sapete, il cristianesimo, se fosse cristianismo, sarebbe un'ideologia. Non lo è. Il popolarismo, credetemi, è uno dei pochi ismi che io continuo a considerare come qualcosa di prezioso nella nostra vicenda comune di italiani e di europei. È stata una grande corrente politica della quale oggi noi abbiamo nostalgia, perché non siamo capaci di interpretarla serenamente nel tempo in cui ci troviamo. Abbiamo perso l'abitudine a considerarla una strada praticabile. Perché il popolarismo nasce attraverso luoghi concreti di incontro tra le persone, le esperienze, è figlio diretto della grande tradizione civile italiana, che è anche una grande tradizione cristiana, che della composizione in armonia nelle nostre civitas, nelle nostre città, delle competenze, dell'umanità, delle differenze che non sono un problema, ma sono la condizione fertile attraverso la quale la vita si accresce, si migliora. Questa è la grande saggezza della nostra cultura civile cristiana. E il popolarismo è l'esito novecentesco di tutto questo, grazie al genio di Sturzo e dei suoi compagni di strada. È la grande vicenda della ricostruzione di questo paese dopo la tragedia delle guerre, della grande guerra civile che ha insanguinato l'Europa fra il 1914 e il 1945, che chiamiamo le due guerre, e la fatica della ricostruzione di un paese che era a pezzi, peggio dell'Italia di oggi. Ma noi viviamo in un dopoguerra che, a differenza di quello, si consuma mentre la guerra non è finita.
La guerra contro i popoli è in atto, in questo momento, in tutto il mondo, anche nel nostro paese. I popoli sono nel mirino, da parte di politiche, serve, come dice Papa Francesco, di un'economia e di una tecnoscienza che non rispettano l'umano. Avremmo bisogno di un popolo consapevole di tutto questo e di rappresentanti popolari, il popolo che non si limitassero a frequentare i sinedri o le chat o i social network, ma stessero di più tra la gente. Sapete, io non ce l'ho tanto con i canali di comunicazione, sono un comunicatore e so anche il bene che fanno, ma vedo anche la caricatura che fanno del popolo, tirano fuori la parte peggiore del popolo, queste forme di comunicazione. Cattiva, aggressiva, nasce qui il cattivismo, che è l'altra ideologia del nostro tempo, e nasce in polemica con chi? Con i buonisti. Chi sono in realtà i buonisti? Sono i buoni, perché oggi vengono etichettati buonisti, i buoni. Chi sono i buonisti di oggi? Sono quelli della Caritas. Chi sono i buonisti per definizione oggi? Sono quelli delle organizzazioni umanitarie. No, questi sono quelli che fanno il bene. Sono quelli che lavorano fianco a fianco con i missionari, con i nostri volontari, che sono i nostri missionari, i nostri volontari in tutto il mondo, in Italia e in tutto il mondo. Allora, la nostalgia del popolo, del popolarismo nasce perché abbiamo bisogno di sentirci popolo. Il problema è che stiamo trovando interpreti di questa ansia che ci portano sull'altra strada. Per questo dicevo che i populisti sono loro. E poi noi ci ritroviamo rispecchiati in questo, in un gioco brutto e antipatico, che fa la caricatura di ciò che gli italiani sono. E a me questo preoccupa molto. Il sovranismo che cos'è? L'ha spiegato bene il professore, io posso aggiungere questo, che è qualcosa che ci arriva in testa a noi europei, d'Occidente, che abbiamo vissuto per decenni nelle liberal democrazie, mentre c'era un'altra Europa, quella che doveva essere liberata e tornare a respirare all'unisono con l'Europa occidentale. Ricordate San Giovanni Paolo II, lo diceva sempre, l'Europa tornerà a se stessa quando respirerà due polmoni. Ci è arrivato un respiro faticoso da est, che mentre noi occidentali abbiamo conferito nel costruirci come europei le nostre identità e le nostre ricchezze e i motivi per cui ci eravamo fatti la guerra, il carbone, l'acciaio, per dire la grande industria manifatturiera e altre cose, abbiamo creato qualcosa di nuovo per vivere insieme in pace e ci siamo riusciti, abbiamo conferito le nostre identità e i nostri patrimoni nell'Europa, per fare l'Europa insieme, l'Europa dei cittadini. Da un'altra parte sono arrivati quelli che venivano in Europa per ritrovare se stessi, perché venivano da decenni di cancellazione sistematica delle identità nazionali in nome di un internazionalismo abbrutente, materialista, che ha distrutto l'anima di quei popoli. Lo sappiamo, i regimi comunisti d'oltrecortina che cosa hanno costruito. Abbiamo due passi diversi e quando sono venuti volevano ritrovare la propria identità e la propria sovranità di cui erano stati espropriati. Hanno conferito quest'ansia all'Europa e io lo vedo qui l'inceppamento del processo della costruzione europea per tanti versi, oltre sull'assenza degli italiani. Qui so che ci sono anche persone che sono state europarlamentari, ma il grande problema dell'ultimo quarto di secolo in Europa è che il contributo politico degli italiani è mancato. È mancato il contributo dei popolari e dei socialisti italiani, che sono le due grandi famiglie che hanno costruito l'Europa, soprattutto i democristiani, diciamocelo chiaro, perché nasce dal pensiero di grandi cattolici, cristiani che avevano un'unità di fede, di cultura e di lingua, perché De Gasperi, Adenauer e Schumann erano accomunati anche dal fatto di saper parlare correntemente in tedesco, tutti e tre si intendevano al volo. Però c'erano gli altri elementi che contavano molto. Allora, mentre noi abbiamo fatto quell'operazione, gli altri arrivavano ad abbracciarci con quest'ansia di ritrovare se stessi, ci ritroviamo oggi che stiamo ad inseguire leader di paesi dell'est nel nome di una sovranità che noi abbiamo costruito più grande, che adesso vogliamo riavere più piccola, illudendosi che nel mondo ci si salvi da soli. Posso fare un paragone? Parliamo sempre dell'Italia. Vi voglio parlare dell'Ungheria e dirvi una cosa che vi farà pensare. L'abbiamo spiegata sulle pagine d'Avvenire. È un paese piccolo,
pochi milioni di abitanti rispetto che sembra più grande di quel che è, perché fa il viso feroce nei confronti soprattutto degli immigrati. È un paese in boom demografico drammatico, quasi come quello nostro italiano. È un paese che perderà il 15% della popolazione nei prossimi anni. È un paese che non ce la fa a mantenere i suoi muscoli e il sistema produttivo non regge, nonostante le politiche di vantaggio che fanno per quelli che vanno a investire lì. E nonostante che abbiano messo in Costituzione dei principi sulla famiglia, sulla cosa, non fanno i figli gli ungheresi. Perché ricordatevi che il sovranismo, che poi sul piano individuale diventa individualismo, ognuno basta a se stesso, sono figli della stessa radice, individualista e nichilista alla fine, qualunque cosa ci vengano a raccontare, hanno paura dell'altro, persino dei propri figli, perché incrinano la loro sicurezza e la loro attesa di domani. Questo paese, oltre ad essere in boom demografico, non ce la farà reggere economicamente. E che cosa si sono inventati? Una legge che hanno chiamata gli stessi ungheresi, e un paese dove non c'era più opposizione, si sta risuscitando un'opposizione, che hanno chiamato la legge della schiavitù. Perché per far mantenere il ritmo produttivo, che sono fatti? Hanno stabilito che la gente deve fare gli straordinari per forza e può essere pagata fino a 3 anni dopo, quando ha fatto gli straordinari. Le aziende dove lavorano. L'hanno trasformata in legge questa regola. Qui porta, ripeto, sovranismo e individualismo li metto insieme, sono figli dello stesso pensiero. Il pensiero che ha abbattuto i valori forti della comunità e mette l'individuo al posto centrale di tutto. Come badate bene, l'individuo per i cristiani è fondamentale, ma è sempre un individuo in relazione, non è mai da solo, autoreferenziale e autosufficiente. Vale per gli individui, vale per le comunità grandi e piccole. Quindi attenzione, la sovranità è una cosa bellissima e la nostra Costituzione dice che la sovranità è del popolo, che l'esercita nelle modalità in cui. Questa è la parte che viene sempre dimenticata oggi, l'ha già spiegata benissimo il professor Pombeni, non ci torno sopra, ma rientra nel dibattito oggi più che mai sovranità e rappresentazione della sovranità popolare, perché questa è l'altra grande nostalgia che abbiamo. La voglia di poterci specchiare in una classe dirigente, lo dico, che mette in scena la parte migliore di noi, non la parte peggiore. La parte migliore di noi italiani. E ne abbiamo avuti di personaggi così. Potrei citare dei democristiani di cui ci siamo dimenticati il nome, che erano latifondisti di famiglia e hanno fatto la riforma agraria, spogliando le proprie famiglie, se vogliamo parlare di conflitti di interessi. Spogliavano se stessi per il bene del paese. Mario Segni è uno di questi. No, Mario Segni, il padre, Antonio. O no? Vorrei vederla una classe dirigente così. Il populismo sono loro e non sono noi, perché prendono le nostre paure e ce le usano contro, facendo finta che siano a nostro favore. Oppure prendono i nostri desideri, tutti, il desiderio che diventa la misura di tutto nella nostra vita, e non c'è responsabilità che tenga, e non c'è valore assoluto che tenga, sono tutti valori deboli. Vedete che parlo sia del sinistrismo che di un certo destrismo, tanto per far contenti tutti, perché l'insoddisfazione è generale. Se si generano i partiti populisti nel senso peronista in cui diceva il nostro vescovo prima, che sono destra-sinistra insieme, parole d'ordine di destra e di sinistra mescolate insieme, che non fanno nessun centro, perché non c'è un centro possibile quando si lavora così, con le parole e con la vita della gente e con le leggi che governano la vita delle persone. Lo vedete la confusione che si sta generando nel nostro paese, e la vedremo di più purtroppo nelle settimane e nei mesi prossimi. Quindi ripeto, queste 3 parole entrano in scena oggi per nostalgie sbagliate e per nostalgie vere e buone. La nostalgia sbagliata è quella di una sovranità che non recuperiamo facendo la guerra a niente a nessuno, ma cercando di crescere nel processo che abbiamo avviato di creare una patria più grande, che per noi cattolici è la Repubblica Cristiana, che gli storici hanno raccontato, che oggi ha altre nervature, riconosce altre sensibilità, ma è l'Europa più grande. È l'Europa come patria più grande e comune, accogliente e capace di accogliere, perché essa stessa è strutturalmente questo, perché accoglie le sue diversità sin dal principio. Pensateci, è l'unico laboratorio
nel mondo pacifico di integrazione delle differenze, lo stiamo mettendo in crisi, con deliberata sciocchezza e anche un po' di protervia. Speriamo che questo non accada, perché sarebbe un danno gravissimo. Forse ho parlato anche troppo. Bene. Mi fermo. Scusate, io ho passione e perdo il senso del tempo. Grazie. Mi lascia il destro per la terza domanda, poi appunto altri approfondimenti si potranno fare alla fine, ma che riguarda l'Europa. Marco Tarquini ha parlato del panorama italiano, ma già anche di quello europeo, che sono strettamente legati. Noi da qui a poco, tra qualche mese, niente meno, andremo a rinnovare il Parlamento europeo. Ci sono le votazioni. E allora mi rivolgo di nuovo al professore Pombeni. Quali sono gli scenari che secondo lei si stanno prefigurando, così alla luce delle considerazioni che abbiamo fatto fino ad ora? Ma guardate, adesso si fa un gran parlare di questo problema, diciamo, del tramonto della maggioranza Partito Popolare Europeo, Partito Socialista Europeo, che verrebbe messa in crisi dal fatto che ci sarà una grande crescita delle forze populiste e sovraniste, come se questo fosse il problema centralissimo. Beh, non è esattamente così. Cioè, è probabile che ci sia un ridimensionamento molto forte del PPE e del PSE, anche per loro debolezze. È probabile che ci sia una crescita anche notevole in termini proporzionali di forze appunto che vengono definite populiste e sovraniste, ma questo non darà automaticamente, come possiamo dire, spazio a un'Europa di tipo diverso, anzi rafforzerà la situazione attuale, perché ci sarà un Parlamento ancora meno capace di fare rappresentanza del popolo europeo. L'Unione Europea è una strana macchina che non viene in genere molto considerata. Il cuore dell'Unione Europea in questo momento è il Consiglio d'Europa, cioè è la riunione dei capi dei 27 paesi, perché adesso la Gran Bretagna non ci sarà più, dei 27 paesi. È lì che in realtà decidono e fanno, compreso la formazione della Commissione europea. Noi, dopo Delors e Prodi, non abbiamo più avuto un Presidente della Commissione europea degno di questo nome. Abbiamo avuto delle figure molto scialbe, non abbiamo avuto presidenti dell'Europa, sapete che adesso c'è anche un Presidente dell'Europa che avesse veramente delle capacità di leadership. Quando c'è stata l'ipotesi che fosse Tony Blair, adesso si può pensare quel che si vuole di Tony Blair, però era indubbiamente una figura, i capi europei subito per carità, uno che poi vuole, diciamo, conquistare lui la scena, non se ne parla neanche. Allora noi avremo probabilmente un'Europa in cui il Parlamento sarà spaccato da questi conflitti, perché le maggioranze non ci sono, perché ci sarà di nuovo l'emergere di tutte queste cose che il direttore Tarquinio ha appena ricordato. Guardate, l'allargamento, posso dirlo, l'ho detto anche al mio amico Romano Prodi, che si arrabbia quando glielo dico, è stato uno dei più grandi errori che sono stati fatti. Perché? Perché non si è tenuto conto della storia, che non è soltanto quella importantissima del fatto che quei paesi lì hanno avuto una lunga ibernazione sotto regimi di tipo comunista, ma quei paesi erano strutturalmente dei paesi che non avevano conosciuto il costituzionalismo occidentale. Sono paesi che sono pieni del problema. Il problema dell'Europa centrale e dell'Est è sempre stato quello di essere un coacervo di nazionalità diverse in lotta fra loro. Gli ungheresi sono una minoranza assoluta, cioè i magiari, quelli che sono una minoranza assoluta, che sono sempre vissuti col terrore che gli altri popoli gli portassero via le ricchezze che erano tutte interamente nelle loro mani. Chi ha studiato la storia dell'impero asburgico sa perfettamente che la parte cosiddetta transleitanica, cioè la parte che stava sotto il regno di Santo Stefano, il regno dell'Ungheria,
era la parte più reazionaria, cioè Vienna al paragone era, diciamo, un faro di democrazia liberale rispetto a questa cosa. Allora, questa Europa sarà rafforzata da questo, perché i capi di questi paesi contano, dato che c'è un sistema sul quale noi non vogliamo, del quale non ci si vuole rendere conto, su un sistema che deve sempre, di fatto, sulle cose principali decidere all'unanimità. Per cui, capite, vuol dire, il presidente di Malta o il presidente della Lettonia, che sono 600.000 persone, conta tanto che la Merkel. Conta tanto che la Merkel. Questo è il problema. E allora, all'interno di questa cosa qui, con un Parlamento che non sarà assolutamente in grado di fare la controparte di questo, insomma, ci sarà un problema molto, molto forte. Il tutto sulla base di che cosa? Sulla base di una cosa che personalmente, cioè prendetela magari come la paura di un vecchio professore di storia, però mi preoccupa molto, cioè nell'Europa di oggi, così come un po' in tutto il mondo, manca la coscienza del momento storico che noi stiamo vivendo. Noi stiamo vivendo una grande transizione storica che è paragonabile a quella fra il Medioevo e l'età moderna, fra l'età classica e l'avvento del Medioevo, cioè un mondo in cui il vecchio mondo va lentamente, naturalmente non in un giorno, va a pezzi, cambiano i modi di rapportarsi, cambiano i centri geografici di potere, arrivano nuove centrali, arrivano nuovi modi di interpretare la vita, arrivano nuovi modi di vedersi. Questo cosa significa? Significa che c'è una transizione da governare e del governo di questa transizione non vuole occuparsi nessuno, perché ovviamente questa transizione, come sempre succede, fa molta paura. La gente è spaesata rispetto a questa trasformazione. Vengono meno i canali normali di costruzione dell'identità collettiva, la capacità di interpretare quello che succede attorno a noi e via dicendo, no? Bene, in questo contesto mondiale, ripeto, è un contesto mondiale, se qualcuno deve pensare cosa sta succedendo in Cina in questo momento, per esempio, no? Cosa sta succedendo in America Latina, gli stessi problemi dell'Africa, in cui, fra parentesi, il problema della Cina si salda, la Cina sta comprandosi l'Africa pezzo per pezzo. Ecco. Allora, in questo mondo che sta cambiando così, avremo quelli che sono convinti che possiamo difenderci facendo i sovranisti, che è come dire, capito, io da solo affronterò un'armata di 1 milione di uomini, che è una cosa che normalmente, se uno dice una cosa del genere, insomma, lo prendono delicatamente, lo portano in una struttura opportuna perché, insomma, lo curino un pochettino, no? E noi stiamo andando verso questa cosa totalmente disarmati dal punto di vista intellettuale, che è la cosa più preoccupante, perché ovviamente qui il problema non è destra, sinistra, sopra, sotto. Qui il problema è che non si vuole riconoscere la gravità di un problema e la difficoltà di risolverlo, cioè questo problema richiederà enormi tempi per essere risolto e sarà un work in progress, cioè sarà una cosa che va costruita pian pianino. Non c'è nessuno che riesce a risolvere questa cosa schioccando le dita, perché non è così, le trasformazioni storiche non funzionano in questa maniera. Allora, vedete, per esempio, prendiamo un caso molto banale, no? Il problema della immigrazione. Ovviamente il problema dell'immigrazione non è una novità storica, no? I barbari sono arrivati nell'Occidente, i barbari sono stati integrati con qualche fatica e si sono romanizzati. Non c'è una cosa dicendo barbari continuate a fare i barbari, romani continuate a fare i romani, si va avanti così. Non esiste, no? Qualcuno ogni tanto quando vado a fare queste cose dice gli Stati Uniti hanno preso, sono un paese che è nato di immigrazione, no? Chiaramente quelli che citavano prima li avevano, come dire, eliminati, quindi bisognava in qualche modo ripopolare queste enormi cose, ci è andato di tutto. Ma attenzione, con un'operazione di omogeneizzazione culturale spaventosa, anche violenta se volete, no? Il prevalere di una cultura nazionale
con i pregi, con i loro difetti, ma una cosa che oggi, per esempio, questa ipotesi non è neanche proponibile, perché quando dice cosa vuol dire imperialista, disgraziato, no, bisogna rispettare le differenze. Attenzione, perché se fai così non integri nessuno, cioè tu crei un meccanismo di tribù che vivono l'una accanto all'altra fin tanto che è possibile che non ci sia uno della tribù A che vuol passare nella tribù B e quindi la tribù A fa guerra alla tribù B perché la tribù B non te lo rimanda indietro. No, perché questo è il meccanismo. Quindi il problema di che cosa dobbiamo aspettarci è esattamente questo, cioè noi dobbiamo e dovremmo chiedere come cittadini che ci fosse uno sforzo, ci fosse un investimento che dovrebbe essere innanzitutto un investimento di riflessione culturale. Guardate, noi siamo un paese che non investe nulla nella cultura. È impressionante di fronte a questa cosa qua. Noi magari troviamo di investire, giustamente, per carità, nelle nuove tecnologie, nelle scoperte scientifiche, eccetera, eccetera, nella cultura, che è quello che tiene insieme questa roba qui, non investiamo zero. È un problema che non interessa. Allora dice, sì, per forza, perché te invece di essere un professore di ingegneria sei un professore di storia e c'hai invidia che ai tuoi colleghi di ingegneri ti danno un po' di soldi, a te ti danno un tubo. Ma non è questo. È un problema oggettivo. Un sistema sta in piedi se c'è una cultura, se c'è un discorso che muove questo. Oggi noi stiamo tornando indietro su questa cosa. E qui finisco. Guardate, io ho studiato a lungo l'Europa fra l'8 e il 900. C'era molta più circolazione culturale fra gli europei fra l'8 e il 900 di quanto non ci sia oggi, a dispetto del fatto che oggi è molto più facile far circolare le idee. Ma le idee circolano, ma nessuno le ascolta e le legge veramente, no? Allora c'era un tentativo non di costruire l'Europa unita, che non ci pensava nessuno, perché quelli che fanno queste storielle sono i funzionari di Bruxelles che devono guadagnarsi la pagnotta andando in giro a dire che fin dall'antichità c'erano quelli che volevano l'Europa. No, non è questo. Ma la gente era convinta che ci fosse una base comune, che il modo di intendere le relazioni sociali, il modo di intendere le relazioni politiche, il modo di intendere l'approccio culturale, avesse una base comune sulla quale poi si potevano innestare le varie differenze. Noi oggi non stiamo investendo niente in questo. Allora, il problema che noi dovremo affrontare, secondo me, purtroppo dopo il 26 maggio, sarà esattamente questo. Mi piacerebbe molto che ci fosse nel Paese una domanda per chiedere: ma voi quando scegliete le persone da mandare a Strasburgo-Bruxelles, vi ponete il problema che sia della gente che ha un'idea di questo compito, che ha una preparazione per questo compito? O volete continuare con questa fare che, senza fare offesa a nessuno, per il 70% è un cimitero degli elefanti? Voi sapete, quando uno non lo vogliono in Italia o così, e non sanno come togliersi di mezzo, lo candidano in Europa mediamente, no? E se invece è uno bravo, appena ha la possibilità di ritornare in Italia, si dimette dall'Europa e torna in Italia. Ecco. Chiedere a qualcuno: vogliamo aprire un dibattito su questa base molto, molto, molto normale. Non è un problema della destra e della sinistra, è un problema molto, molto normale. Noi abbiamo personale politico che sia in grado di sedere con un minimo di autorevolezza all'interno di questo. Se ce l'abbiamo, il nostro Paese, in una situazione che sarà comunque difficilissima, potrà provare almeno a giocare una sua parte, altrimenti, guardate, sarà completamente travolto. E dato che noi siamo un Paese molto in debolezza, non possiamo permetterci di essere travolti in Europa. Grazie. Una domanda, ma la enuncio, ma eventualmente la riprendiamo dopo. Mi ha colpito molto il suo invito a saper costruire una cultura comune. Mi chiedo come si riesce a realizzarla questa, riuscendo a rispettare però anche le minoranze di cui si faceva cenno prima. Credo che sia una sfida interessante. Ma vengo alla quarta e ultima domanda, poi lasceremo spazio al dibattito. Mi rivolgo a Marco Tarquinio.
dicevamo come il popolarismo sia strettamente connesso con quella che è la cultura cattolica e l'impegno dei cattolici in politica. I cattolici in questo momento, prima il professor Pombeni diceva, è un momento di fortissima trasformazione, di transizione paragonabile a transizioni importanti che sono avvenute nei secoli scorsi. Che cosa possono fare? Che cosa sono chiamati a fare i cattolici con la loro esperienza, con la loro tradizione, con quella che è il loro mondo e il retroterra culturale? Domandona da milioni di dollari. Io, in tutti i campi, quando mi chiedono che cosa possono fare i cattolici, è farsi riconoscere. E il primo modo per farsi riconoscere dovrebbe essere, com'è che ci ha detto il nostro Signore, vi riconosceranno da come vi amate tra di voi. È un po' dura, di questi tempi. Uno degli sport preferiti è prendere ammazzate il cattolico dalla screziatura leggermente diversa dalla tua, dallo scrivolo un po' diverso o che mette un accento un po' diverso dal tuo. Quindi, però io penso che da lì bisognerà partire, se si ripartirà. E non possiamo non ripartire, perché in questa epoca, lo diceva bene il professor Pombeni, mi tornavano in mente le parole di Papa Francesco a Firenze, la Chiesa italiana, non siamo in un'epoca di cambiamenti, siamo in un cambiamento d'epoca. No? Quante volte ce lo siamo ripetuta sta frase come un mantra. Siamo dentro questa realtà e c'è bisogno di un pensiero originale e forte che sia capace nel tempo nuovo di portare l'essenziale della grande cultura, depositum fide dal nostro punto di vista, su un altro piano, che in ogni tempo, in ogni modernità rappresenta il cuore del futuro, che continua ad essere un lascito. Io dico sempre tradizione è il verbo più è la parola più progressista che ci sia. Il verbo è tradere e trasmettere, portare avanti, non lasciare indietro e non congelare, e trovare le parole per ogni tempo. In questo tempo che cosa dobbiamo dire? Intanto dobbiamo dire parole tutte intere. Dobbiamo dire parole tutte intere, non parole smozzicate o pezzi di vita che ci interessano. Quante volte l'ho scritto su Avvenire, rispondendo a tanti, cercando di dire perché dobbiamo ascoltarci fino in fondo e smettere di fare le baruffe chiozzotte tra i cattolici della vita e i cattolici del sociale. L'ha ricordato anche il Cardinal Bassetti poco tempo fa in un'intervista ad Avvenire, ma quante volte l'abbiamo scritto in questi anni. La vita non si fa a pezzi e la battaglia per la vita non si fa a pezzi. E tanto più in un tempo in cui la grande questione è qual è il posto degli uomini e della donna, degli uomini e delle donne sulla faccia della terra. Quale posto per loro? Con quale dignità? La profezia marxiana che ci diceva che il tempo delle macchine avrebbe liberato gli esseri umani, no? Forse li libera. Io vedo tanta gente che è costretta a lavorare più di prima e altri che sono messi ai margini e non hanno lavoro. Quindi non c'è liberazione, c'è marginalizzazione. Allora la grande sfida è dire, in questo tempo in cui sempre di meno persone, sempre meno, controllano sempre di più i processi produttivi che sono appaltati a macchine e non più a esseri umani, può essere anche una libertà questo. Qual è il posto degli uomini e delle donne? Che cosa devono fare? Il professor Pombeni dice, innanzitutto siano artefici della grande cultura che ci unisce. E questa è la funzione degli uomini e delle donne. Costruire la cultura non è una... Un ministro della Repubblica tempo fa ha detto che con la cultura non ci si mangia. Non è vero. Noi italiani ci abbiamo sempre mangiato con la cultura, sempre, contagiando il mondo, conquistandolo. Anche quando non andavamo con gli eserciti, ci andavamo con le nostre parole, con la nostra musica, con le nostre idee. Non abbiamo mai avuto paura di nessuno, né che venisse qui né noi di andarlo a trovare. Eravamo i fondachi nei luoghi dei nemici più acerrimi. Il Mediterraneo, mentre era campo di battaglia, era anche via percorsa dagli italiani che andavano ovunque, veneziani, genovesi. Voi eravate nella Repubblica Serenissima da queste parti, no? Siamo sempre stati abituati ad essere minoranza in mezzo agli altri, senza paura.
Adesso abbiamo tutte le paure del mondo, ma i cattolici non possono avere questa paura. Non possono non sapere che la vita vale sempre, da quando è nascente e prima è appena concepita, quando è morente, ma per tutti durante. Il lavoro, la migrazione, è sempre vita. Che facciamo? Li mettiamo al mondo e poi li abbandoniamo se finiscono schiavi, sfruttati, torturati, non ci riguardano? A me l'hanno insegnato i sacerdoti che mi hanno formato quando ero un giovane ragazzino a Sisano. E ho continuato a impararlo in questi anni facendo il cronista, ascoltando la realtà, vedendo cosa i cattolici sono capaci di fare e che non hanno più il coraggio di dire con questa chiarezza e forza, con la loro azione politica dentro la realtà. Perché quando sono stati in politica in questi anni, qui c'è il fallimento della rappresentanza politica dei cattolici, hanno fatto a pezzi, hanno lasciato che si facesse a pezzi l'interezza di questo sguardo e di questo amore per l'umano. Io difendo la famiglia, ex articolo 29 della Costituzione, difendo l'idea di famiglia umana. Non mi si venga a dire che sono due cose diverse. E non mi si venga a dire che sta scritto nel Vangelo. Sfido chiunque a dimostrarmelo. Che non siamo tutti figli dello stesso padre, comunque sia la nostra pelle. E quanti figli di italiani, in senso culturale e spirituale, bussano alle nostre porte oggi. Figli dei missionari che sono partiti da qui, da questa terra, da questa penisola e da questa terra veneta. Quanti figli vostri in giro per il mondo, spiritualmente, religiosamente, anche se credono diversamente, ma hanno incontrato quelli che gli hanno insegnato a parlare e a stare al mondo. Quanti? Quanti? Di che cosa dobbiamo aver paura? Di queste idee? Io credo, vedete, io sono un ottimista e credo che dovremo trovare il modo per dire parole significative e contribuire alla costruzione di un'Italia e di un'Europa diverse dalla piega che si sta manifestando e dagli anni da cui veniamo, che non mi sono piaciuti per niente. Perché se non lo facciamo, che ci stiamo a fare? Qui e ora. A noi ci è chiesto di lavorare ognuno il proprio pezzo di vigna, per la parte che gli compete. Non è che ci è chiesto di stare ai bordi campo e costruire i muretti, dietro quali nascondersi. Io credo che in questa fase che cosa sta accadendo? Dalle pagine vere, chi lo segue, spero che chi non ha preso il giornale fuori è perché è già abbonato, già lo compra e già sa tutto quello che abbiamo scritto. Gli altri vi invito a dare un'occhiata perché magari ci trovate qualcuna delle idee belle, perché poi le idee da avvenire non so perché quando vengono masticate da altri diventano sempre la caricatura di quello che scriviamo. Sono abbastanza rassegnato, uomo di comunicazione, a questo processo, però preferisco che si guardi sempre, si vada alla fonte e si veda l'originale. E io sono abbastanza ottimista nel senso che vedo che c'è un'effervescenza nei nostri mondi che è frutto dell'insoddisfazione e della nostalgia, dicevo prima. La nostalgia è qualcosa di pericoloso, l'insoddisfazione è qualcosa di molto serio, perché è lo stimolo a cercare di costruire o ricostruire qualcosa che serva alla nostra vita, che sia buono per le nostre vite, per tutti. E i cattolici non hanno mai risolto i problemi solo per se stessi, mai, mai. Sono sempre capaci di tessere trame più grandi, che superano. Noi siamo quelli della parrocchia, proprio per questo sappiamo che la parrocchia non finisce lì. Anche se nel parlare comune lo si usa in maniera, come dire, recintante. La nostra disponibilità e la nostra ambizione buona. Sapete che in Indonesia, che è un paese a maggioranza musulmana, col Pakistan si contende il primato per il paese più musulmano del mondo, ci sono minoranze cristiane e molti cattolici. Quando ci sono liti e lotte forti, le autorità costituiscono sempre una commissione di 3 saggi che deve risolvere la questione. Uno dei 3 è sempre un cristiano, anche se è una minoranza assolutamente irrilevante, perché sono quelli che hanno le parole che mettono insieme. Ecco, se io devo avere una speranza e dire qual è il ruolo dei cattolici oggi, sono quelli che sanno fare unità nello sguardo sulla vita che ci riguarda, sui problemi della vita, quelli veri,
che non sono le persone, ma i problemi che le persone possono avere. Altra cosa, poi mi inseguo le idee perché sono quelle che stiamo masticando sulle pagine del giornale. Il dramma del nostro tempo è che abbiamo trasformato le persone in problemi. Tutte le persone sono problemi. Lo dicevo prima, sono problemi i nostri figli, sono problemi i nostri vecchi, sono problemi gli immigrati, sono problemi... Le persone hanno problemi, ma sono la soluzione dei problemi le persone, non sono il problema in sé. Dipende dalla convinzione che abbiamo, dalla consapevolezza che abbiamo, dalla cultura che abbiamo, dalla fede che abbiamo, Io, a proposito di immigrazione, l'ha toccato, è perché è il tema che va per la maggiore di questi tempi, lo sappiamo, si costruiscono su questo anche le fortune elettorali. Lo sapete che faccio la battaglia contro l'azzardo e non scommetto mai, una scommessa l'ho fatta senza mettere la posta. Che non questa campagna elettorale, avevo detto la prossima, forse dovremmo aspettarla ancora un po', non so se basteranno 5 anni a renderci conto, ma le prossime campagne elettorali saranno fatte in questo Paese da gente che dovrà tirar fuori le idee per rendere questo Paese attraente per chi ci vive, perché mette al mondo figli convinto che qui possano vivere bene, per i nostri figli che non pensino ad andarsene altrove e per i figli di altri perché desiderano di venire e di restarci, perché la verità, quello che la politica non vi dice, è che nessuno si vuole fermare più in Italia. Noi continuiamo a raccontarli i numeri, quelli che sono arrivati, se non sono costretti a rimanere qui a forza, se ne vanno, non ci vogliono stare, questo è il dramma dell'Italia. È questo il dramma dell'Italia. Ma come si fa a ridurre uno dei paesi più belli del mondo, un paese straordinario, con gente straordinaria, in un luogo inospitale, inaccogliente, prima di tutto per noi stessi? La caricatura che vi dicevo prima. Su questo vorrei che la politica mettesse gli occhi. Se i cattolici non sono capaci di aiutare se stessi e gli altri a vedere questo problema, falliscono un compito storico. Io non ci voglio credere. Grazie. Non ci credo. Non ci credo. Grazie. La risposta un po' mi ha sorpreso, questo riferimento qui, tutto sommato anche molto semplice, l'invito ai cristiani a farsi riconoscere e conoscere, mi pare molto indovinato e centrale. Allora, apriamo un po' lo spazio al dibattito in sala. Inviterei il nostro Elio, porta il microfono a chi desidera intervenire. Come accennavo all'inizio, magari raccogliamo 3 interventi, così diciamo il nome, eventualmente il paese da dove veniamo, e inviterei a fare delle domande, degli interventi piuttosto contenuti. Ecco, vediamo se c'è qualcuno che intende rompere il ghiaccio, penso che non sia difficile. Ecco laggiù una domanda. Sì, buonasera, sono Manuel da Tempio di Ormelle o da Fontanelle, a seconda di chi mi conosce, e cerco di essere il più breve possibile. Cosa possiamo fare come cristiani impegnati in politica, e politica penso anche nella vita quotidiana di tutti i giorni, perché fare politica è un po' qualsiasi scelta che facciamo, dal momento che ci stanno distruggendo soprattutto la capacità di essere affidati l'uno all'altro. Credo che il populismo e il sovranismo stiano distruggendo soprattutto questo, cioè la nostra capacità di essere popolo anche tra di noi. Mi capita di cogliere in alcuni dei giovani che educo, sono un insegnante, una frase che è così: conviene essere dei delinquenti. Dei delinquenti, cioè essere dei malavitosi, perché sembra che in questo popolo dei furbi la furbizia più grande sia essere qualcuno che evade le regole, nella malavita organizzata o anche in quella dei furbi di tutti i giorni. Grazie. Buonasera, Carlo da Cordignano. Un tema del quale si comincia a parlare, collegato al populismo, è quello della crisi dei corpi intermedi cosiddetti, no? Quindi parliamo di associazioni, parliamo di partiti politici, parliamo di tutti quei appunto corpi intermedi che dovrebbero essere rappresentativi della pluralità del popolo, appunto, no?
e probabilmente il populista e il populismo non vuole i corpi intermedi, più corpi intermedi ci sono e meno riesce ad avere un rapporto diretto con il popolo, no? Quindi questi corpi intermedi, la mia domanda sarebbe: secondo voi c'è questo problema, quindi la crisi di rappresentatività dei corpi intermedi, e credete che sia un antidoto al populismo? Penso per esempio, per parlare dei partiti politici, alla capacità di selezionare una classe dirigente all'altezza. È venuto fuori il problema prima, no? Forse questo non c'è come un tempo, non abbiamo partiti che sanno fare vera scuola politica, no? Quindi non c'è una vera formazione di persone all'altezza, ma penso anche al tema della tutela delle minoranze, perché i corpi intermedi possono essere forse un veicolo anche di rappresentatività delle minoranze e quindi essere antidoto a quella parte per il tutto di cui si parlava prima. Ecco, secondo voi c'è questo problema di rappresentatività dei corpi intermedi in questo momento nel nostro Paese? Grazie. Mi chiamo Sor Germana da Susegana. Volevo chiedere al dottor Tarquinio se, riguardo a quello che ha detto sui cattolici, da questo vi riconosceranno. E mi sembra che abbiamo un grande cammino da fare, proprio noi cattolici, riguardo a questo. Perché forse non riusciamo a capire, anche con una certa profondità, quello che Gesù ci ha voluto dire quando ci ha detto: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E forse bisogna cominciare proprio dall'ABC di questo comandamento nuovo, che lo vediamo anche nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità. È tanto difficile perché molte volte si crede che l'amare l'altro vuol dire proprio accondiscendere sempre e non venire mai anche un amore verità, ma senza scontro, proprio quell'amore che ha portato Gesù, come l'ha vissuto lui con gli altri, e quello che chiedeva anche ai suoi discepoli. Ecco, vorrei se si potesse approfondire un po' questo. E cosa può fare un cristiano in politica? Guardate, secondo me il problema più grosso della politica in questo momento è ricostruire reti. Questo è un paese che ci metto insieme anche la seconda domanda sui corpi intermedi, no? Noi siamo una cultura, prendo la definizione da questo filosofo francese Pierre Jean Vallon, che ha scritto un libro molto bello secondo me. Noi siamo passati dalla singolarità di appartenenza alla singolarità di storia individuale. Cosa voleva dire Jean Vallon? Dice, una volta non è che non esistevano i singoli, è che il singolo si identificava con l'essere un operaio, un intellettuale, un cristiano, il membro di una comunità, cioè era un singolo, ma era un singolo dentro un sistema. Adesso esistono solo singoli che sono storie individuali, ciascuna di queste storie individuali vuole essere riconosciuta come se stessa, come assolutamente distinta dalle altre. E questo è un problema che naturalmente distrugge qualsiasi possibilità di comunità politica. Noi stiamo diventando dei sistemi fondati su microcorporazioni, quando va bene, su persone in cui ciascuno ritiene che la difesa del suo interesse personale può, diciamo così, fregarsene, scusate il termine, di qualsiasi ricaduta possa avere sugli altri e via dicendo, no? Allora, certo, il problema dei credenti, dei cristiani, è quello di poter testimoniare in qualche modo questo, testimoniare che non è così. Cioè, il cristianesimo è fondato sull'ecclesia, cioè, l'ecclesia è la comunità, no?
la comunità che si riunisce in preghiera, ma mica solo in preghiera, si riunisce perché si riconosce come comunità. E riconosce però, d'altro punto di vista, perché questo è il secondo grande problema oggi, si riconosce non come separatezza, ma si riconosce come lievito nella pasta. Guardate, io ho fatto una volta, sono stato anche preso in giro per questo, un parere, ho detto guardate, il lievito ha un'importanza fondamentale, no? Cioè la pizza se non è ben lievitata è una schifezza, però se una pizza sa solo di lievito è altrettanto una schifezza. Il lievito non si deve sentire, nessuno, cioè, quando mangia una pizza dice che lievito ci sarà dentro, cioè, no, uno dice che è buona la pizza. Quindi i cristiani devono ritrovare questa dimensione, che oggi è un po' difficile, perché siccome noi viviamo in un sistema che invece esalta questo problema, e qui vengo anche al tema delle minoranze, il problema esercita, massimizza il problema delle minoranze come il problema delle separatezze. Riconoscere le minoranze vuol dire riconoscere che questo pezzettino di società fa quel cavolo che vuole, quell'altro pezzettino di società fa quel cavolo che vuole, non c'è bisogno di dialogare. L'importante è che ciascuno nella sua cittadella, nel suo orticello faccia quel cavolo che vuole. No, non è così. Non è così. Ci sono due problemi fondamentali. Il primo problema è riconoscere che nessuno ha la verità. Guarda, questa è una cosa difficile, difficile, molto difficile anche per i credenti, no? Nessuno ha la verità. La verità è una cosa che viene dall'alto e che si scopre in continuazione. Quando si crede di averla afferrata, si sa che non la si è afferrata, perché sicuramente c'è un pezzo di verità che non abbiamo capito e che capiremo dopo e che dovremo incontrare. Questa è una cosa che oggi manca, cioè perché se uno ti dice come risolvi questo problema, tu non devi dirgli lo risolvo così, devi dire secondo me si può cominciare ad affrontarlo in questa maniera, poi vediamo, andando avanti. Questa è l'onestà, no? E qui c'è il problema appunto della riscoperta dei corpi intermedi, ma vedete, per riscoprire i corpi intermedi, in senso forte, che non siano semplicemente appunto delle corporazioni, qual è la crisi dei partiti oggi? Che i partiti oggi non rappresentano più nulla, sono... io li chiamo associazioni di mutuo soccorso fra dei politici di professione, cioè la gente conta meno di zero, ma il problema non è che li fai votare alle primarie e non alle primarie sul blog o fuori del blog. Il problema fondamentale è che tu gli dai la possibilità di interagire, crei dei luoghi in cui si possa formare la classe politica. Noi siamo un paese in cui questo problema non viene affrontato. Questo in parte è colpa anche della Chiesa, perché naturalmente siccome noi siamo un paese che è stato fondato sul principio federalista, la Repubblica dei partiti, si è pensato che era meglio che non ci fosse un sistema chiamiamolo nazionale, per intenderci, di formazione delle classi dirigenti, perché era meglio che ogni componente si formava i suoi, i cattolici loro, i comunisti loro, i socialisti loro, i repubblicani loro. Ciascuno aveva le sue filiere, poi magari queste filiere ogni tanto si trovano da qualche parte. Il risultato è che quando sono andate in crisi queste filiere di formazione, che sono oggi tutte in crisi, noi abbiamo perso la fabbrica della classe politica. Oggi non sappiamo più dove fabbricare la classe politica, no? E tutte le volte che vogliamo fare questa cosa si inventa questa roba ridicola. Io purtroppo ogni tanto ho a che fare con le persone che vengono e dicono professore, ma come bisognerebbe fare una scuola di politica. E dico, ma che scuola di politica? La politica non è che tu puoi insegnarla facendo una classe, spiegando, cioè, si può fare anche all'università questa cosa, ma non serve. Quelli di noi che sono stati allevati a fare questa cosa è perché facevano parte dell'azione cattolica, della FUCI, degli scout, di qui di là. Lì si imparava a gestire la gente, si imparava a dire le proprie idee, che è una cosa che oggi 3/4 dei giovani non sanno fare. Noi eravamo io sono del 48, noi eravamo gente che non voleva altro che intervenire, siamo la classe che ha fatto il 68, no? Oggi quando tu fai lezione, 3/4 delle volte dici volete dire qualche cosa ai studenti? Intervengono 1, 2, massimo, la maggior parte della gente non vuol dire niente. Adesso voglio dire, no? Non offendetevi, ma vedete che anche stasera, pur stiamo parlando di cose grossissime, quanti di voi sono qua che vogliono
come dire, che friggono nelle loro poltrone per intervenire, no? E questo è un problema. 50 anni fa non sarebbe stato così. 50 anni fa non sarebbe stato così. Perché noi abbiamo, come dire, reso soporifero la vita comune. E che io credo che da questo punto di vista, certo, i cattolici sono piazzati meglio di tante altre componenti della società, perché nonostante tutto sono rimaste una delle poche forze all'interno del sistema politico italiano che hanno ancora qualche filiera, più o meno azzoppata, più o meno difficile, ma ce l'hanno, e hanno anche un'altra grande cosa che gli altri non hanno i posti dove fare questa cosa qui. Guardate, la Chiesa sottovaluta questa cosa, perché hanno ancora gli oratori, hanno le parrocchie, hanno tutte queste cose qui, perché se fuori di queste filiere, allora i cattolici per esempio dovrebbero aprire l'uso di queste filiere, metterle a disposizione anche degli altri, perché guardate, il problema e qui chiudo, il problema vero è sempre quello. Io valorizzo le minoranze quando ci voglio parlare, non quando le voglio riconoscere e dire, beh, tu sei diverso, continua a essere diverso, me ne frega niente. No, io sono convinto, io voglio portarti dentro, perché sono convinto che tu sai delle cose, io ti farò, adesso insomma esagero, ma ti farò abbastanza uguale a me, e facendoti abbastanza uguale a me, io prenderò un pezzo di te. Perché così avvengono le integrazioni. Le integrazioni avvengono con uno scambio al termine del quale non ci sono più io e lui, ma c'è una cosa nuova che è un pezzo di me e un pezzo di lui. Ora, guardate che questa cosa in una società come quella in cui noi stiamo vivendo sarebbe una rivoluzione formidabile. I cattolici hanno un'arma per giocarla. Grazie. Bravo. Paolo io. Sì, quello che dice il professore io lo rafforzo un po', nel senso che stanno già accadendo queste cose, grazie a Dio e grazie agli uomini e alle donne di buona volontà. Cioè i luoghi di incontro, d'accoglienza, probabilmente anche voi ne siete a conoscenza, ne siete protagonisti, anche quelli che non friggono magari per prendere la parola, poi le cose le fanno. E dico spesso che se c'è un giacimento aperto e sfruttato di energie, non sfruttato come potrebbe nell'ambito politico, sapete che dall'inizio di questo secolo i cattolici hanno raddoppiato l'impegno nella sfera sociale in questo paese. Cioè, siamo attivi come non lo siamo stati mai, siamo più lontani dalla politica attiva e un po' disgustati dalla politica attiva. Ogni tanto si affaccia qualcuno che piglia un po' di consensi, un po' più degli altri, fortune elettorali anche molto rapide e con impennate, e poi arriva l'ondata della disillusione, dell'amarezza. L'abbiamo già visto un po' e continueremo a vederne, temo, di questo passo. Ma stiamo al punto. Molte cose le ha già dette Pombeni e io sono felice e non ci torno sopra. Però volevo dire, insisto su due parole. Le reti, perché tutto si tiene. Le prime due domande sono strettamente connesse l'una all'altra, alla fine un po' anche l'ultima. Però sull'ultima voglio dire una cosa a proposito della verità, che è vero che nessuno ce l'ha in tasca. Papa Benedetto diceva che non siamo noi a possedere la verità, è la verità che possiede noi quando accade, ed è un po' scomodo questo per la nostra vita, però questa è parte essenziale dell'amore cristiano, per cui una parola la ridico volentieri. Grazie a Sor Germana per averla proposta la cosa. A Manuele e a Carlo volevo dire che uno degli sforzi che dobbiamo saper fare è rendere visibile che è conveniente, usiamola questa termine, la convenienza che è stata evocata, è conveniente vivere in un altro modo, è conveniente fare in un altro modo rispetto a quello che è il pensiero dominante e che ci viene ripetuto in maniera propagandistica ogni santo giorno. È conveniente, vale la pena, è un modo bello. Ritorno lì, vi riconosceranno non solo da come avevate fra di voi, ma anche proprio da come vivete, da quello che siete. È inutile che continuiamo a dirci dobbiamo fare la battaglia per salvare il matrimonio. Facciamo vedere che essere sposati è una cosa bella, facciamolo vedere. I cristiani quando sono cresciuti hanno significato qualcosa di importante nelle comunità che erano parte, perché attraevano
no? Sempre Papa Benedetto, una delle frasi che ama di più Papa Francesco di Papa Benedetto, all'insegna di quell'intima continuità di cui non si parla mai abbastanza fra i due pontefici, quello emerito e quello regnante. Per attrazione, l'attrazione è questa, è il modo come viviamo, la nostra dimensione familiare, la nostra dimensione comunitaria, le relazioni con le minoranze, con gli altri, la nostra diversità. Quanti cristiani, quanti cattolici che vengono da altre tradizioni stanno arrivando nel nostro paese. Io vivo gran parte della mia settimana a Milano, dove è la sede principale del giornale, spesso anche a Roma. A Milano si è appena chiuso un sinodo sulla diversità etnica dei cristiani e dei cattolici. È una ricchezza straordinaria, vedi cosa vuol dire l'inculturazione, come il cristianesimo parla dentro tutte le culture e dà anima a tutte le culture. E vedere messa in comunicazione, è ovvio che questo arricchisce il nostro cristianesimo, come è accaduto in passato, è già accaduto, ce ne rendevamo conto un po' di meno perché le dosi erano omeopatiche, più piccole, adesso sono dosi più cospicue, ci provocano, magari li mettono in cammino anche, no, scuotono i nostri tran tran, ma le reti sono questo. Che cosa vogliono i padroni del vapore? Vogliono un mondo di persone sole, di monadi. Perché? Perché sono più condizionabili, perché sono manipolabili, perché le persone quando sono sole gli fai fare quello che vuoi. Quando sono collegate, i cattolici sono sempre stati bravi a far questo, parrocchie, cooperative. Cosa abbiamo costruito in questo paese? Ma quanto ne sapete in questa terra veneta di tutto ciò? Quanto avete insegnato e quanto continuate a insegnare? Mica è diventata una parolaccia, cooperazione, anche se ce lo ripetono ossessivamente. No, ci sarà qualcuno storto, ma cooperare, lavorare insieme è fondamentale. Abbiamo bisogno di crederci, di dimostrare che continua a funzionare e essere bello. Nel tempo no, nel cambiamento d'epoca, ma c'è qualcosa che non passa e che è l'alfabeto essenziale del vivere insieme e del lavorare insieme. Ed è conveniente, ripeto, non è sconveniente, è conveniente. E siamo nel tempo in cui tutto quello che era conveniente sembra che sia diventato sconveniente, e quello che era sconveniente adesso è la moda. Pensateci, applicate ai diversi aspetti del costume, della cosa, delle realtà familiari, applicatelo. Bisognerà rimettere un po' sui piedi le cose. Se il cambiamento d'epoca ci porta anche a questo e non lungo la china inesorabile, io sono il primo a mettermi a passo di corsa, ma siccome voglio che vada in questa direzione, a passo di corsa cerco di starci pur facendo un quotidiano che ha la dimensione vabbè, che adesso con internet usciamo anche noi ogni 10 minuti, quindi più o meno. Non dico altro perché le altre cose sono state già ben dette. Sulla verità, chiaro che l'amore fra di noi è anche l'amore alla verità, che è l'amore a Cristo, però è anche la verità che dobbiamo sapere riconoscere. Guardate che in ogni tempo ci verrà chiesto conto, anche questo l'ho scritto molte volte, non mi stanco di farlo, ma ne ho una consapevolezza acuta. Ci verrà chiesto conto di quello che abbiamo fatto e di quello che abbiamo saputo dire o non saputo dire, dei gesti e dei silenzi che abbiamo compiuto. Io dirigo Avvenire, che è un giornale erede di altre due testate, l'Italia e l'Avvenire d'Italia. Due testate di ispirazione cattolica che dopo la seconda guerra mondiale poterono tornare in edicola, a differenza dei grandi giornali laici di questo paese, con la propria testata. Perché le autorità occupanti fecero cambiare i titoli a tutti i giornali, le testate a tutti i giornali, perché erano scesi a patti con i nazisti, con i nazifascisti. Le testate cattoliche no, perché non lo facevano, non andavano in edicola piuttosto. Io sono erede dell'Avvenire d'Italia, Edoardo Focherini e Raimondo Manzini spaccavano la carta piuttosto che pubblicare le cose. Ho letto i carteggi tra i presidenti dell'Azione Cattolica, Ciriaci, padre del cardinale Ciriaci, Gasparri, i responsabili della FUCI e i responsabili dell'Avvenire d'Italia di Bologna all'epoca, con le pressioni che ricevevano le autorità vaticane per la libertà,
con cui parlavano i giornali cattolici, o non dicevano, rifiutavano di dire le cose. Poi c'erano anche quelli allineati, lo sappiamo com'è andata la cosa. Ma io parlo delle grandi testate, ad esempio. Odoardo Focherini è morto in campo di concentramento perché faceva il giornalista e l'amministratore del suo giornale e intanto guidava una rete clandestina per mettere in sicurezza gli ebrei e i perseguitati politici. Ne ha salvati più di 100. E aspettava il 7° figlio quando è morto nel campo di concentramento. Io so che in ogni tempo dobbiamo trovare le parole giuste ed evitare di dire le parole sbagliate, per amore della verità e per amore di nostro Signore e dell'umanità. E se non siamo capaci di questo, falliamo e non siamo degni né di stima né di memoria. Io non ho ambizioni di essere immortale, dico sempre sono l'8° direttore di Avvenire e l'unica ambizione che ho è di passare la mano, perché di questi tempi i direttori dei giornali che se passano la mano già hanno fatto un gran lavoro. E però ricordiamoci queste cose, io me le ricordo ogni giorno. Nella sala delle riunioni di Avvenire ho fatto mettere il diploma, il decreto che il Cardinale Amato ha consegnato il giorno della beatificazione di Odoardo Focherini alla diocesi di Carpi, all'Azione Cattolica di cui era membro, alla famiglia e al giornale Avvenire come erede del giornale per cui lavorava. C'ho tutti i giorni davanti, quando parlo sto davanti quella prima pagina di Avvenire d'Italia che torna ridicola con la sua testata a differenza degli altri e con la storia di Odoardo Focherini raccontata. E il decreto firmato da Papa Francesco della beatificazione. E mi aiuta tanto, perché abbiamo bisogno dei santi anche per ricordarci dove dobbiamo andare. Grazie. Secondo me c'è ancora qualche domanda che ascoltiamo, 1, 2, per almeno altre 2. Va bene, a lei la parola. Valentini, sì. Danilo si dà tese di piave. Io sono 2 mesi che mi faccio questa domanda. Vedendo ogni sabato sera le immagini che vengono da Parigi, mi domando, il 26 maggio il popolo sceglieranno degli rappresentanti che avranno una ragione per fare politica assieme, sì, per costruire un'Europa solidale, o sono degli estremisti che vogliono dividere questa Europa? E allora un'altra domanda. Questa mattina, dottor Tarquinio, la prima cosa che mi ha colpito dell'Avvenire è la notizia sul Giappone. È una cosa che mi fa veramente paura. Lei poi adesso dirà qualcosa in merito a questo. Grazie. Questa sera io ho seguito con interesse gli interventi sia del professore... Il nome, che per favore. Finesso Luciano. Sono veramente contento perché gli stimoli che ho ricevuto mi mettono però nella condizione di non andare via e non poter dire quello che penso perché non voglio star male. Cioè lo dico molto sinceramente. Ogni volta che partecipo a incontri di questo tipo vado via che poi sto male. Sto male perché? E spiego perché. Io credo che i cattolici debbano andare oltre un atteggiamento di testimonianza che sino ad oggi fanno e riescono a fare in famiglia, nelle associazioni, nella Chiesa, e lasciare che altri occupino le istituzioni e interpretino questo nostro percorso nella società in maniera diversa da quello che noi pensiamo e da quello che noi siamo. In altri termini voglio dire questo: è ora che noi cattolici uniamo le forze e diamo un senso alla nostra presenza nella società. Non possiamo pensare di lasciare sempre ad altre rappresentanze politiche, l'interpretazione di questo nostro percorso nella società italiana. Alla domanda anche del signore che faceva adesso, cosa faremo con il prossimo voto in Europa?
È chiaro che se noi non individuiamo un contenitore che consenta ai cattolici di indicare un proprio percorso politico, noi o non andremo a votare o lasceremo che altri caratterizzino o finiscano col caratterizzare i percorsi politici così come li conosciamo in questi ultimi 15-20 anni. Io sono uno che avevo 19 anni quando mi sono iscritto alla Democrazia Cristiana. Ho cominciato nell'Azione Cattolica e il percorso è stato quasi naturale proseguire poi nell'attività politica. A 23 anni ero già in amministrazione comunale, a 28 anni ho fatto il sindaco e l'ho fatto per 10 anni, fino a 38 anni. Nel momento in cui avevo maturato anche un percorso di preparazione, di maturazione, e come me anche tanti altri, ci è stato detto basta, la Democrazia Cristiana non c'è più, il partito non c'è più. E allora è iniziato per noi cattolici, per noi di formazione cattolica, un percorso di disorientamento. Siamo finiti col votare partiti che non ci rappresentavano, siamo finiti col dare un mandato elettorale a persone che poi tradivano puntualmente un'impostazione culturale e finisco col dire che cosa in sostanza? Che vorrei andare via questa sera, vorrei andare via con un obiettivo, quello di dire finalmente i cattolici ritrovano unità e trovano anche la forza per dare una rappresentanza istituzionale alla nostra preparazione, alla nostra formazione e alla nostra presenza. Sarò breve. Grazie degli interventi questa sera. Vedo con piacere che ci sono dei giovani, non tanti per la verità, ma anche degli insegnanti, degli educatori. Allora la domanda è questa: come si possono aiutare quei giovani a sentirsi parte di questo popolo e prendersi così il proprio spazio, le proprie responsabilità, ma anche crescere con una visione cristiana della vita, della politica e delle scelte da fare. Stefano, qui davanti, ultimissima però, e soprattutto breve. Buonasera, Stefano Andretta Gaiarini. Intanto volevo dire, lo devo dire perché sennò non sono più io, al professor Pombeni, che non so gli altri, ma io friggo sempre. Se non possiamo far vedere la nostra frittura è perché ci viene detto di stare dentro i 3 minuti. Dopodiché addirittura questa sera avete risposto in 2 alle stesse domande. Quindi figuratevi dove va il tempo. Bon, allora adesso sarò ancora più veloce. Siccome si è parlato delle cose che diciamo da tempo, appunto, cristiani, dove sono, farsi riconoscere, eccetera, cosa è successo negli anni, nei decenni, la Chiesa che ha contribuito a questa dispersione, la classe politica, io dico segnatamente la classe politica cattolica, ha lasciato colpevolmente morire, non ha fatto crescere una generazione di politici successiva, perché fino a 10, 15, 20 anni fa c'erano dei cattolici significativi nel contesto politico, non hanno, a mio avviso, non hanno fatto nulla per far crescere una nuova generazione, e non è solo una questione di formazione. Detto questo, vado più sul fatto, diciamo, che ci riguarda come Chiesa. Io sono convinto che le comunità cristiane, come molti altri sistemi, vivono in perenne, c'è la ricerca perenne di un equilibrio tra il momento identitario e il momento, come dire, accogliente. Quindi troppo identitari vuol dire integralismo, troppo accoglienti dimenticando la propria identità vuol dire che si va a disperdere quello che siamo sostanzialmente. La domanda era segnatamente al dottor Tarquinio se non pensa che forse sia il momento di recuperare un attimo, di lavorare un attimo a livello identitario, perché temo
che se no continuiamo a girare attorno al problema, cioè formazione, ma formazione di che? 3 minuti hanno un significato organizzativo, senza far polemica, però che sia chiaro. Va bene, a voi la parola per rispondere. Ma io non ho la sfera di cristallo. Sulla questione dell'identità è una questione che mi interpella fortemente. Io faccio un giornale che ha un'identità molto chiara e sono uno di quelli convinti che il futuro per quelli che fanno il mio mestiere è fare strumenti informativi che abbiano identità e qualità, che queste siano le due gambe su cui cammina un'informazione che continuerà ad avere futuro. Potremmo allargare il discorso e dire che questo è la forza di una comunità cristiana, la qualità della sua adesione al Vangelo, che diventa un tratto identitario distintivo. Però io penso che nell'identità cristiana ci sia l'accoglienza, per cui penso che sia qualcosa, come dire, di profondamente collegato. Questo non vuol dire, attenzione bene, sì, apertura al dialogo con gli altri, non l'accoglienza in senso stretto delle persone. Io insomma vorrei essere molto chiaro su questo. Credo anche, e qui mi collego al discorso più ampio, perché questo poi tocca anche la sfera politica inevitabilmente, no? Io penso che i cattolici sono sempre stati molto bravi a fare delle cose in cui loro erano potentemente presenti, ma gli strumenti politici che si sono dati nel corso del secolo che abbiamo alle spalle, il Novecento, erano tutti strumenti di impostazione laica e volutamente aconfessionale, anche se c'era la base. Leggetevi Sturzo e ce l'avete molto chiaro tutto questo. Un prete che sceglie di battere questa strada con un coraggio sovrumano. Veniamo dagli anni complicati che sapevamo, erano anni in cui c'erano vescovi ancora in galera, c'erano problemi di cattolici divisi in maniera verticale fra intransigenti e conciliaristi. Per i 50 anni a Vino mi sono dovuto ristudiare anche nella pubblicistica cattolica quello che accadeva in quegli anni, con direttori di giornali intransigenti che attaccavano gli arcivescovi e i vescovi conciliaristi e viceversa. Insomma, non sono stati anni facili, anche quando il cattolicesimo era, come dire, no? Quando dice betà impiantati, rivediamoli e vediamo quanto è ricca e frizzante la nostra storia. Il grande miracolo è l'unità sostanziale che si è mantenuta e realizzata di nuovo e ha portato alla grande stagione conciliare e poi quello che sappiamo. Quindi io credo che in questo tempo ai cattolici verrà chiesto di nuovo di saper fare questo. Noi saremmo utili al Paese se saremmo un catalizzatore, ma proprio perché c'era anche un Ubicon System che è capace di aggrumare le energie buone che ci sono in Italia intorno a progetti utili e costruttivi per il Paese, perché io, sapete, quello che mi sgomenta è vedere che oggi le parole d'ordine intorno alle quali ci si riunisce sono parole d'ordine distruttive della nostra storia, del nostro tessuto sociale, di ciò che ci tiene insieme e ci fa quello che siamo. Io sono uno che ama sono molto patriottico, credetemi, credo in una patria più grande, mi sento cittadino del mondo, ma mi sento anche molto italiano. E una delle cose che ho sempre apprezzato della mia gente, l'ho detto prima, è sta capacità, con le nostre differenze, anche con i campanilismi, di saper costruire un qualcosa di molto armonico. Insieme. Questa è la grande caratteristica degli italiani, che poi è un modo per dire la bellezza, no? E l'abbiamo fatta. Negli ultimi anni dovrei dire che ci siamo dimenticati di tutto questo, lo stiamo dimostrando in tanti modi. Questa è parte della nostra identità. Quindi io vorrei una politica in cui i cattolici dicano parole significanti e sono capaci di attrarre intorno a sé altri, ma non per autosufficienza, ma per amore all'Italia e all'Europa. So che sarà una scelta difficile per gli europei, perché non vedo all'orizzonte, dipenderà molto, sapete, il sistema è quello che è, l'europeo è una delle elezioni nelle quali si possono votare le persone, anche se ci siamo disabituati in tutti questi anni. Io ho fatto una lunghissima battaglia perché la gente potesse tornare, gli eletti tornassero a essere scelti dagli elettori, o con la forma del collegio uninominale, o con la forma delle liste, con la preferenza unica. Ho sempre detto va bene quella di genere, se proprio la volete fare maschio o femmina, va bene, però la preferenza unica perché è moralizzatrice o il collegio uninominale. Ci siamo così disabituati a scegliere le persone, tutti quanti, c'è una pigrizia indotta
Se no come ve lo spiegate la fortuna elettorale di partiti che non si sa per chi va in Parlamento? In questi partiti nuovi, che sono i partiti padroni delle istituzioni, e lo saranno di più se regge il quadro di governo negli anni a venire, c'è gente che arriva con poche decine di voti a sedere in Parlamento, ma vi rendete conto? Cioè, non rappresentano niente se non il gruppo che li ha generati a questa nuova vita da rappresentanti del popolo. Il passo ulteriore forse sarà la profezia di Grillo, che eleggeremo per sorteggio i prossimi parlamentari. Mi torna sempre in mente un libro di Asimov sulle elezioni che si chiamavano elezioni, come era il nome, Stefano, perché Stefano era riconosciuto come l'elettore tipo dopo una vasta indagine demoscopica, e quell'elettore tipo alla fine era lui che decideva fra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti d'America qual era quello che veniva eletto, perché lui riassumeva in sé ipostaticamente il popolo. Torniamo da dove siamo partiti. So che sarà dura da questo punto di vista, può darsi pure che ci siano le proposte nuove. Io dico solo una cosa a tutti quelli che stanno mettendo in campo energie: lo facciano senza pensare di essere i salvatori del mondo, cerchino di costruire reti, abbiano pazienza. Prima è stato citato Tony Blair. Tony Blair aveva una visione, piaccia o non piaccia, a me tante cose sue non piacciono, lo dico chiaro, ma è stato un grande leader politico. Ha cominciato a fare politica attiva, con l'obiettivo di vincere 17 anni prima di vincere le elezioni, cioè quando la Thatcher era andata al numero 10 di Downing Street. La politica è pazienza, è costruzione delle ragioni. Adesso andiamo in un tempo veloce, così consumeremo uno dopo l'altro fallimenti se andiamo avanti su questa strada. C'è bisogno di gente solida, competente, umile, perché sa che non basta da sola, che ha bisogno degli altri. Sono stufo, tutti dicono sempre ci vogliono i leader, ci vogliono anche i leader, ma soprattutto ci vuole il popolo, ci vuole la gente capace di stare insieme, che si affidano gli uni agli altri. Chi è che lo usava prima questa espressione bellissima? Il leaderismo non porta da nessuna parte. Poi servono le grandi voci, ci mancherebbe altro. È servito De Gasperi nel 1948, è servito Aldo Moro a pensare alla grande politica, è servito alla sua maniera Giulio Andreotti, sono serviti tutti, ovviamente, ma in un contesto plurale. Pensateci, poi i cattolici sono sempre stati bravi a fare le cose plurali, mai di un uomo solo al comando. Ci vuole pazienza, avete capito come la dico? Questa è la traversata che abbiamo davanti. Vorrei dirvi qualcosa di più entusiasmante e di più risolutivo, però ho solo questa povera certezza in questo momento. Volevo dare il microfono. Va bene. Allora, io non vorrei mandare via nessuno questa sera con dire scontento. C'è sempre in quel libro di Roger Vallon che citavo prima, c'è una bella frase, diceva: basta con gli intellettuali che fanno gli organizzatori del pessimismo. Ecco, io non voglio fare l'organizzatore del pessimismo, però per non fare l'organizzatore del pessimismo bisogna essere realisti. Allora, partiamo da questo problema dei cattolici. Guardate, bene, i cattolici si rimettono insieme. Cominciamo dalle cose piccole. Cioè, i cattolici, diciamo così, quanto sostengono i loro giornali, la loro televisione, perché sono queste in questa società ciò che fanno vedere che esistono, no? Cioè, chiaramente, io per carità, cioè, voglio dire, io non lavoro per l'Avvenire, quindi non è che sono qui per, insomma, a fare il portatore d'acqua agli altri, però è una cosa banale, no? E ovviamente è chiaro che in questa società non si vedono più questi segnali di esistenza di queste reti, perché quanti libri di personalità che si possono ritenere legate a un certo tipo di tradizione hanno più circolazione di altri, vengono
vengono letti. Naturalmente la forza è che non vengano letti solo dai cattolici, perché non è il problema di fare ghetti, i ghetti nuovi non servono, no? Però certamente ci vogliono dei segnali di presenza. Io sono molto preoccupato da quelli che si fanno l'illusione che se si facesse un partito cattolico sarebbe chissà che cosa. Guardate che se si facesse un partito cattolico in questo momento, se si arriva al 3%, al 4% è un miracolo, e un partito del 3%, del 4% non serve quasi a nulla, o serve a molto molto poco, no? Allora bisogna trovare delle altre forme, in cui naturalmente delle persone che escono da queste reti possano con successo inserirsi all'interno di reti più grandi, perché questo bisogna tornare ad essere lievito. Però naturalmente questo, come voi sapete, è un paese in cui lo sport generale è fare in modo che nessuno emerga. Non è una cosa tipica dei cattolici, è una cosa assolutamente generale di tutti i gruppi politici italiani. Insomma, io ho una certa esperienza, ne ho girati diversi, è sempre così. Noi siamo un paese in cui non ci piacciono i leader. Ora, in questa cosa, in parte, condivido quello che ha detto il direttore, il leaderismo è una brutta cosa, anche perché il leaderismo ha troppi rischi di finire nei falsi leader. Quando la gente comincia a cercare leader a tutti i costi, poi si mette nelle mani di quelli che fabbricano leader e poi li buttano giù. No, la nostra storia è piena, non voglio fare nomi per non fare polemiche, però ragazzi, in questi ultimi 30-40 anni noi abbiamo visto i giornali che lanciavano un leader tizio, poi lo tiravano via, poi lanciavano quell'altro, poi lo buttavano giù, poi lo buttavano su. Non è così che si fanno i leader. I leader sono quelli che riescono a farli da soli, non perché Pinco Pallo per 10 giorni gli dà la prima pagina dei giornali e per altri 20 giorni lo chiama a tutti i talk show che ci sono. Parliamoci chiaro, cioè il problema della formazione della finta leadership in Italia passa adesso attraverso questi canali. Allora bisogna creare dei canali alternativi, e questo è il grande problema che bisogna fare, unendo la capacità di essere opinione pubblica. Noi abbiamo perso questa capacità. Guardate, curiosamente, perché oggi essere opinione pubblica, grazie ai nuovi media, costa molto meno di una volta. Quando io ero un giovane, il massimo era fare il ciclostile. Fare il ciclostile era già un'impresa farlo, e poi distribuirlo era una cosa. Oggi fare un blog, guardate, io ho questa piccola esperienza personale. Noi abbiamo fatto questo piccolo giornalino online che si chiama Mente Politica. Siamo assolutamente un gruppo inesistente di volontari, eccetera, eccetera. Noi abbiamo 2.000-2.500 lettori a numero, da zero, senza niente, no? Allora, voglio dire, figurate se ci fosse un po' più di forza dietro queste cose, spendendo zero, perché appunto i costi sono qualche centinaia di euro che costa la piattaforma all'anno, poi il resto è lavoro volontario, non c'è niente. Quindi bisogna ricominciare da queste cose. Ecco, io penso che i giovani vanno educati in questa direzione, perché secondo me c'è uno spazio, bisogna ricominciare a dire ai giovani che c'è uno spazio, come c'è uno spazio per quelli che si chiamano i leoni da tastiera, gli odiatori, eccetera, eccetera. C'è uno spazio anche per quelli che vogliono dire delle cose serie, perché lo spazio è lo stesso, la fatica è uguale, bisogna solo avere la forza e l'intelligenza di muovere queste comunità, laddove queste comunità ci sono, e io credo che queste comunità ci siano, cioè, perché le cose, è come sapete, la vecchia metafora, no? del piccolo sasso che comincia a rotolare e diventa una valanga, no? E bisogna rimetterla in piedi questa cosa, bisogna avere questa fiducia, perché la politica è tempo, del sasso che comincia piccolo, comincia a rotolare e diventa una valanga, ma se il sasso non comincia a rotolare, la valanga alla fine non arriva. Ecco. E questo credo che bisogna farlo, e questo è anche uno spazio dentro il quale si farà crescere una generazione, con la pazienza. No?
anche qui non voglio fare, e potrei fare esempi concreti di alcune esperienze che si sono fatte, non li faccio perché sennò sempre che si faccia polemica politica, però 3/4 delle esperienze di tentativo di mettere in piedi partiti nuovi sono stati fatti con la rincorsa a quelli che andavano ai talk show e nessuna pazienza per tirare su giovani, per formare gente. Nessuna pazienza per questa cosa. In uno di questi dirigenti mi disse: professore, sa perché noi giovani non ne troviamo più? E io gli risposi: guardi, non c'è problema, io dalla mia algoritmo universitaria gliene porto una carrettata, perché io quando facevo il professore, cioè li vedevo tutti i giorni, i giovani ci sono, no? Ah, davvero? Sì. E gli ho fatto un elenco, ne avessero chiamato uno. Non ha chiamato nessuno, perché naturalmente poi è arrivato quello di no, ma conosco io quello che è più sicuro, conosco quell'altro, eccetera, eccetera. Le cose funzionano così. Ultima battuta sul 26 maggio. Come voterà il popolo? Guardate, non lo so, no? Cioè, intanto bisogna vedere quanta gente voterà, perché naturalmente meno gente vota, ricordatevi, più la palla è nelle mani dei pasdaran, di uno o dall'altra parte. Non è vero che purtroppo noi abbiamo un tasso di astensionismo che per gran parte non è fatto di gente che, come possiamo dire, non gliene frega niente della politica, è gente che non sa cosa fare, non ne ha voglia di entrare in questa piccola diatriba, però con questo sistema lascia lo spazio agli estremismi, perché purtroppo ovviamente vincono gli estremismi. Meno gente vota, più gli estremisti avranno spazio, più si polarizzerà la cosa. Quindi la prima cosa è proviamo a vedere questa cosa. E poi adesso si stanno facendo le liste, si faccia sapere con molta forza, guarda, cioè, proprio perché questa volta ci sono le preferenze, cosa si può fare, guardate che non voteremo sulla base delle etichette come ci suggeriscono i talk show e i giornali. Noi voteremo sugli uomini, a prescindere. Guardate, questa cosa fa paura oggi, perché siccome l'elettorato è mobile, tutti sanno, una volta questa cosa non faceva nessuna paura, perché sapete cosa si diceva, no? Tu lati il naso, ma vota DC, io sono comunista, però comunque io voto lì, perché erano, se voi guardate le elezioni, il trend delle elezioni italiane fino ai tardi anni 80, gli spostamenti da un partito all'altro sono molto bassi, perché sono gruppi molto omogenei, in cui magari dentro i democristiani c'è il democristiano che votava per la sinistra democristiana, per la destra democristiana, per il centro democristiano, ma li votava. La stessa cosa avveniva per i comunisti, per i socialisti, per tutte quelle che venivano chiamate le famiglie politiche, no? Oggi non è più così, grazie al cielo, perché questo è un grande passaggio. La gente vota seguendo la sua testa, alle volte seguendo la sua pancia, purtroppo, però insomma è già qualche cosa, e quindi si deve mandare dei segnali molto precisi su questo. E guardate che per quanto non sia facile, perché i gruppi dirigenti di tutti i partiti tendono a dire che non è così. Voi non avete un'idea, ma i gruppi dirigenti dei partiti tendono a sottovalutare quello che pensa la gente. Non è vero che lo seguono. Quando vedono che la gente pensa in un certo modo, siccome sanno che questo vorrebbe dire cambiare le cose, allora non lo fanno. Poi gli spazi per conquistare l'opinione pubblica sono enormi. Vi do un esempio molto banale, io vivo a Bologna ormai da molti anni, no? Il vescovo Zuppi è diventato la star di Bologna. È la star di Bologna. Beh, giustamente è un grande vescovo, per carità. Però è diventato così anche perché è arrivato nel deserto. Appena è arrivato un uomo che ha una personalità, che ha delle cose da dire, che si dà da fare, che parla con tutti, che è andato perfino nei centri sociali a fare dibattiti, eccetera, eccetera. La gente, è arrivato il vescovo, cioè in una città che non è che sia proprio, come possiamo dire, il fior dei chierichetti italiani, no? Questa è la testimonianza che lo spazio c'è se le personalità ci sono. Si tratta di
di valorizzarla e di dargli spazio. Questo è un lavoro per cui invece di andare a casa col pessimismo, andiamo a casa, come diceva il vecchio Kennedy, invece di chiederti cosa l'America può fare per te, chiediti cosa tu puoi fare per l'America. Allora invece di chiederci perché la politica non cambia, proviamo a chiederci cosa possiamo fare noi per cambiare la politica. Grazie. Bene, direi che possiamo concludere. Grazie davvero a Marco Tarquinio e a Paolo Pombeni per le loro proposte, per quello che ci hanno comunicato questa sera. Concludo con una frasetta solo di Papa Francesco, rivolgendosi ai giovani, ha parlato in questi termini del populismo, e diceva: popolare è la cultura del popolo che si esprime nell'arte, nella cultura, nella scienza, nella festa. Ogni popolo fa festa a suo modo. Il populismo è il contrario, è la chiusura sul modello. Siamo chiusi, siamo noi soli, e quando siamo chiusi non si può più andare avanti. E poi continuava rivolgendosi ai giovani del Sinodo: questa è una mentalità sempre più diffusa, che si vince però con l'abbraccio, l'accoglienza, il dialogo, l'amore, che è una parola che apre tutte le porte. E con questa visione, un po' la relazione alla cultura, ci diamo appuntamento per domani sera a Vittorio Veneto per il terzo incontro della settimana sociale nella sala civica del Museo della Battaglia. Ci sarà Nicola Antonetti, presidente dell'Istituto Luigi Sturzo, e Giovanni Palladino, segretario generale del movimento sturziano Servire l'Italia. Bene, e con questo buonanotte e buon ritorno, e grazie ancora.